l'ultima da Pagnulinca non TRCFM inde e Compacuir in Graziabi de Segunoi. Oggi siamo in paese d'Albertacce ma scontra un giovane apicultore, Jérôme Albertini. RCFM e Compacuir. Molé a Cubaese, qui aveva tutti i mogacari, erano tutti qui, di parte di nuovo di mamma e siamo sempre colati. Io sono grandato e sono stato arrivato in Balagna e ma culavamo tutte le fine di settimana, culavamo qui in paese, avere i nostri vecchi e culavamo sempre con piacere e anche se la strada era appena più buffa che ora. Un percorso normale, sono andato a Oligio in Balagna, in Calvi dopo un'isola rossa e mi sono culato all'università in Corti. Ho fatto una licenza di corso e dopo un master comunicazione e da qui dopo mi sono messo ho lavorato con un'amica mia in Balagna in un battimento e dopo ho cambiato di strada per arrivare a qualcosa che mi conveniva assai di più. Là, ho principiato così da per me, ho un'amica mia che mi ha iniziato, che mi ha fatto vedere e mi sono piaciuto di passione e poco a poco ho aiutato i miei primi pugni, dopo sono grandato e ho scelto di fare un mestiere per poi giustamente stare in paese perché mi permetteva di stare in paese e di lavorare qui in paese. Ma i pugni l'ho appena aperto da Walagna a Niolo, ecco, a primavera per il verano le metto qua giù verso a Walagna, donc da là fino a Palasca, a maggior parte e dopo quello tutto qui in Niolo per le stadine, per cacciare un miele di stadina. Io faccio tre varietà di miele, faccio quello di verano che si va in Balagna, un mese di maggio, dopo faccio quello di montagna, macchie di tè, della OP perché sono miele che si ritrovano nella OP e dopo faccio un miele di macchie che è un miele che si va in piade orientale a un mese agosto, ma che ora è di più poco e diventa duro di farlo. Sono vaccinato io ho due vaccini, faccio ingrasso i vitelli che vengono a maggior parte qui a un magellare qui in paese, in Niolo e dopo faccio anche un spegnifuoco accanto alla casina di Calaguccia. Di libertà, quando un paio di fiori e bere che di riesce a lavorare qui in paese, di fare l'ingrandare queste idee qui in paese, è meraviglioso, è qualcosa di straordinario. Siamo qui, abbiamo tutti i nostri belli luoghi, la nostra montagna, abbiamo i nostri fiumi e mica per dire, ma ognuno è un bello luogo, forse sono mica se è il più bello, ma sarà uno dei primi e di riescere a lavorare qui e soprattutto di dare ai movioli qui è qualcosa di meraviglioso. Ora riesce di continuare qui e invito a tutti gli altri che prima in Nioli che di buttare in paese per arrivare ai fiori qui. E così compie il nostro giretto in Niolo e Compacuir a Troaci Bresto. RCFM e Compacuir.